L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Ejja Bet u Game Breaker. Jsemmilkom u jilqakom għall-64 episodju mis-sensiela l-intervista. Għal darbohra ninsabu l-inxandru programm ieħor mill-uffiċini Ejja Bet li nixtieq nirringrazzja għax qed taraw għandna programm ieħor speċjali għalikom is-segwaċi tal-Kamra Sportiva. Dan għaliex minn barra li ħdejja għandi lil-Mark Xkembri li se jkun qed jassistini f'dan il-programm ir-rekordjat li ppreparajnilkom. Kif qegħdin taraw hawnhekk għandu wkoll l-unur u l-pjaċir li nħabbar li fostna għandna żewġ difensuri li rebħu l-kampjonat ma' Napoli lura lejn is-snin 80. Ekku ħbib tiegħi, illejla għandna fostna lil Antonio Caranante li huwa dan is-sinjur li għandna hawnhekk u l-Alessandro Renica li qed ħdejn Mark li għal din is-sija li ġejja se jkunu magħna biex flimkien nitkellmu fuq l-era tad-derb ta' Napoli u dik tal-futbol Taljan in ġenerali. Qabel xejn, anke jien nixtieq nisellem lilkom li lejla qegħdin tingħaqdu magħna, nixtieq ukoll però nirringrazzja lil Napoli Club Malta li aċċettaw mill-ewwel li jagħtuna spazju mill-iskedja impenjattiva li bħalissa kemm Antonio kif ukoll Alessandro għandhom f'din iż-żjara f'pajjiżna biex il-lejla jiġu għaw u jitkellmu magħna. Ħassoltu nfakrukom li jekk tixtiequ tgħidu tagħkom fuq dak kollu li ser jiġi diskuss il-lejla, intom tista' tagħmlu dan fis-sezzjoni tal-kummenti li hemm marbuta tapposta ma' din ix-xandira. Infakrukom li d-domandi li se nsaqsu lill-mistednin tagħna se jkunu bit-Taljan. Qabel ma nibdew il-programm tal-lejla, però ejja ħalli flimkien nibdew niskopru xi ħaġa dwar min huwa l-protagonisti tal-intervista li għandna l-lejla u għalhekk ser nħalli fidejn il-korrespondent tagħna fis-Serje A Wayne Mikallef biex flimkien jagħtina l-ewwel skeda tagħna dik li tirrigwarda Antonio Caranante. Antonio Caranante twieled fit-23 ta' Ġunju 1965. U kien jilgħab bħala difensur ċentrali jew difensur xellugi. L-ewwel logħba ta' Caranante fis-Serje A kienet bil-flok ta' Napoli nhar il-21 ta' Marzu 1982. Il-Partenopej kienu lagħbu f'darhom u rebħu il-konfront kontra Torino 2-0. Caranante għamel 7 staġuni ma' Napoli bejn l-1981 u l-1989. Fl-istaġun 1987-88 huwa kien mar jilgħab mal-Ascoli b'self. Fis-sajf tal-1989 Caranante ingħaqad ma' Lecce fejn magħhom u lagħab sal-1992. Fl-istaġun 1992-93 u mar ma' Piacenza fejn hemmhekk kien għamel sentejn. Avellino u Nola kienu l-aħħar żewġ timijiet li Antonio Caranante lagħab magħhom fil-karriera tiegħu. U lagħab staġun kull wieħed ma' dawn iż-żewġ timijiet. Caranante lagħab 178 logħba fis-Serje A u skurja 4 gols. L-unuri kollha li Antonio Caranante rebaħ fil-karriera tiegħu kienu kollha ma' Napoli. Dawn jinkludu l-Scudetto u l-Coppa Italia fl-istaġun 1986-87 u t-tazza UEFA fl-istaġun 1988-89. Ta' min isemmi wkoll il-promozzjoni li Caranante kiseb ma' Piacenza mis-Serje B għas-Serje A l-1992-93. Permezz tagħha Piacenza kienu lagħbu għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom fis-Serje A l-istaġun 1993-94. Antonio D'Alessandro, prima di tutto a nome del network della Camera Sportiva vorrei dare il benvenuto sia a Malta che anche nel nostro programma, l'intervista, che basicamente è il programma ammiralia del nostro network. È un grandissimo onore avere con noi 2 dei giocatori che hanno fatto parte della storia di uno dei più grandi club della Serie A e come prima cosa vi vogliamo chiedere com'è stata l'accoglienza dei tifosi
napoletani locali nelle prime ore della vostra visita qui. È come se può paragonare con l'atmosfera dei tifosi napoletani sia in Italia e anche in altre parti del mondo. Puoi cominciare tu, Ale. Mi ha sorpreso perché sembrava di essere a Napoli, nel senso che un calore, un affetto pazzesco e questa onda di emozioni e di sangue azzurro che ho trovato anche qui in questa isola, perché i napoletani sono attaccati alla squadra come fosse una delle cose più importanti, addirittura più importanti di una famiglia, di una moglie addirittura, cioè ai napoletani la squadra non gliela puoi toccare, i giocatori non la puoi toccare, sono tutti orgogliosi della loro squadra, di chi veste la maglia azzurra, e quindi devo dire che trovare questa passione anche qui in questa isola mi ha sorpreso molto, in senso positivo ovviamente. Naturalmente, Antonio? Buongiorno, voglio ringraziarvi per il vostro invito, È un piacere per è noi. un piacere anche nostro, siamo molto contenti di stare qua, abbiamo avuto una grande accoglienza, ma come ha detto il mio amico Alessandro, abbiamo avuto un'accoglienza veramente molto calda come se fossimo a Napoli. Io sono stato qui a Malta tanti anni fa, non pensavo di dopo tanti anni di venire qua e trovare Malta così bella, migliorata, cresciuta tanto, e trovare poi tanti napoletani che stanno qui e voi di maltesi avete veramente un sangue azzurro. Andiamo dunque, entrambi avete giocato con uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Cosa vi ha colpito di più sia del Diego calciatore che dell'uomo? Sempre Allora, pacchetto. uno dei più grandi, per me è il più grande, scusa la polemica, cioè è il più grande per distacco, non ce n'è per nessuno perché comunque ha fatto dei gol che non te lo puoi spiegare, cioè ci sono alcuni gol che neanche la legge della fisica può spiegare, per non parlare poi di quello che vedevamo noi in allenamento, che è qualche cosa di inspiegabile. Tante volte io andavo a casa la sera e mi dicevo ma come fa questo ragazzo a fare queste cose qui con la palla? Infatti io ho già un gol in mente che conferma il tuo argomento, quel famoso gol dall'aria, quella punizione Quella barriera che era Napoli-Juve veramente dell'85. Esattamente. Ma poi ce ne sono stati altri straordinari, a parte il gol dove ha scartato tutta la difesa dell'Inghilterra. Ma detto questo, io ho avuto l'impressione di giocare con un extraterrestre e qualche volta ho detto tra me e me, ma non per esagerare, che esiste Dio. Perché io una cosa così è inspiegabile, un fenomeno del calcio. Poi come ragazzo, come uomo per me era fenomenale, un uomo pieno di virtù, di bontà, di disponibilità, un uomo che ci abbracciava sempre, e noi della squadra, non voglio esagerare, non mi prendete per omosessuale, ma noi, parlo per me ma anche per i miei compagni, lo amavamo proprio, neanche gli volevamo bene, lo amavamo. Diego è una persona che si faceva amare ma anche dal cuoco, dal massaggiatore, dal magazziniere, non solo dai suoi compagni. Era una persona che riusciva a stabilire un contatto con tutti. Come calciatore, l'avete visto, per me è il più grande di tutti i tempi e purtroppo ho l'impressione che non è nazionalmente. Ma ha detto tutto Ale, penso che la cosa che a volte molti fanno una domanda, dicono ma tu quando un bambino ti dici non è che dice hai giocato con Napoli, ha giocato con Maradona, pensa un po' la grandezza di questo personaggio. Ma dicevo Ale che sai, oggi si dice che i calciatori di oggi hanno altri ingaggi, guadagnano molto di più, il calcio di oggi è più un business, ma io dico se dovessi scegliere il calcio di prima con Maradona e oggi con questo business, io sceglierei, penso come tanti, di giocare con Maradona e di spogliarsi gli anni più del calcio mondiale, quindi per me Maradona rimane un'icona del calcio mondiale. Infatti io penso anche che gli anni 80 erano gli anni d'oro della Serie A. I stranieri più forti del mondo stavano in Italia, oggi non è più così. E questa è la cosa più... Possiamo dire che in quegli anni l'Italia era il campionato più importante del mondo e vincere- aveva i giocatori più importanti del mondo, perché ti faccio qualche nome, giusto che c'è anche qualche milanista, no?
Van Basten, Gulli, Falcao, Baggio, Zico, Platini. Cerezo, Platini, cioè potremmo andare avanti ed erano I migliori. i migliori e del resto poi vincevamo anche tutte le competizioni europee, perché la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe era roba 7 volte su 10 era roba italiana, insomma. Abbiamo fatto quell'anno lì, ma è coinciso quando ovviamente avevi i giocatori più bravi. Adesso parlano che il calcio italiano è in crisi, ma è in crisi perché i giocatori più bravi vanno dall'altra parte. Antonio, vorrei cogliere una curiosità da te. Tu hai giocato sia con Diego e sia anche con Ugo, il suo fratello più piccolo dell'anno che hai fatto ad Ascoli. Sì. Ma c'era qualche differenza tra di loro? Perché Ugo ha fallito a contrasto? No, Ugo, allora, a parte che Ugo era mio fratello proprio oltre a Diego, perché con Ugo addirittura viveva vicino a casa mia, quindi ci siamo visti fino alla sua scomparsa. E purtroppo secondo me Maradona ce n'è uno e non ce n'è. Lui ha sofferto il fratello perché, sai, quando c'hai un fratello in quel momento la gente aspettava che era un giocatore come Diego, ma Ugo anche lui era un buon giocatore, era bravo, infatti Ascoli ha fatto un bel campionato, ma sto nome non era facile per lui gestirlo, capito? Non ha reagito la pressione. Perché non dicevano tu sei Ugo Maradona, io per me lui è Ugo, però molti dicevano il fratello di Maradona, lui questa cosa non gli era facile, però anche Ugo è un bel giocatore e poi ecco, per me aver avuto la fortuna di giocare con due Maradone, dove c'è gente che magari un minuto per stare con Diego avrebbe pagato tanto, io ho avuto la fortuna di giocare con tutti e due. Allora, Ale, tu hai vinto 2 scudetti a Napoli, uno dei quali nel 1986-87 lo hai fatto da titolare protagonista. Quale di questi pensi che ha più valore? Beh, il primo sicuramente. Dovete pensare che intanto erano 62 anni che il Napoli non aveva mai vinto un campionato. Purtroppo ancora adesso stiamo parlando di quei 2 scudetti, perché con grosso dispiacere quest'anno potevano vincerlo e invece purtroppo è andato al Milan. Ma sicuramente a Napoli è difficile vincere e lo dimostra la storia, no? Perché 2 scudetti con una squadra che ha un seguito, ha un pubblico che è unico per me al mondo, perché come lo vivono i napoletani il calcio è qualcosa di unico. Quindi noi quando abbiamo vinto quello scudetto, devo dire che è esplosa un'euforia, una gioia nella città che descrivere è poco, perché sono delle emozioni che non ve le posso neanche raccontare. Vi dico solo che è stato un mese di festeggiamenti che noi sapevamo tanti aneddoti, tipo che tanta gente tifosa del Napoli che ha vissuto in una bella città e tutto quanto, il loro rammarico era aver visto vincere al Ciuccio il campionato, il Ciuccio è il Napoli, e quando noi ci siamo riusciti noi trovavamo la gente che ci ringraziava e diceva grazie che ci avete fatto vincere il campionato, qualcosa che noi tenevamo tanto. Quindi ci siamo trovati in una situazione veramente pazzesca ed è stata un'emozione unica. Poi, ripeto, Poi avete anche vinto la Coppa Italia. Coppa Italia, sempre quell'anno, anche la Coppa UEFA, dopo l'anno dopo, insomma un bel ciclo. Ma la ciliegina sulla torta ovviamente era anche Maradona, e poi gli stadi, cioè noi giocavamo in stadi con 90.000 persone quasi tutte le domeniche, 90 ma alcune volte mi sa anche 100.000, una cosa impressionante, cioè, era un clima da un certo punto di vista infernale che ti dava un'adrenalina pazzesca perché giocavi di fronte a delle platee pazzesche. Fermiamoci un po' a quello scudetto là dell'86-87. Vorrei cogliere una sentenza che ha detto Galeazzi, il compianto giornalista della RAI, ad Ottavio Bianchi quando ha intervistato alla fine della partita con la Fiorentina che aveva dato lo scudetto. 10 maggio 1987, 17:47, Napoli campione d'Italia. Ci potete raccontare i vostri primi pensieri in quel momento dove si è realizzato
un sogno che i napoletani collavano da tanto tempo. Antonio, cominci tu questa volta. Ma c'è stato una preparazione di società, di un po' con la voglia, perché da quando è arrivato Maradona il Pomano stavamo quasi a retrocedere, la squadra non era un granché. Poi dopo si è visto che il presidente ha cominciato a formare una grande società con Allodi, e con Allodi sono arrivati giocatori importanti come Venica, come Bagni, come Giordano, Carnevale. Lì c'è stato questo ciclo che per quello che si è vinto si poteva vincere molto di più, qualcosa in più si poteva vincere, anche se c'era un Milan stellare all'epoca dei olandesi, c'era anche un'Inter fortissima, c'erano tutte squadre forti, battere loro non era facile, ma era un Napoli che riusciva a vincere dappertutto. Il ricordo che abbiamo è che sentivamo noi calciatori che c'era una società che aveva tutte le intenzioni di vincere, perché ecco, quando hai una società forte ti senti più sicuro, quando hai dei giocatori forti ti senti più sicuro, quando hai un pubblico convinto ti senti più sicuro, e questa è la forza di un evento che ha portato al risultato di una vittoria. Ale, un ultimo pensiero? Il pensiero è che intanto non abbiamo dormito la sera prima, non siamo riusciti a dormire neanche un minuto, quindi sono arrivato al campo che ero distrutto, ero anche preoccupato perché ero stanco, e quindi quando è finito ho detto finalmente ce l'abbiamo fatta, perché veramente il peso, quello che si diceva, le pressioni erano aumentate in una maniera nelle ultime partite pazzesche, che un po' ci limitava anche perché troppo era la responsabilità di arrivare al traguardo, di raggiungerlo per rendere felici finalmente il popolo napoletano, che lo meritava anche forse prima. È arrivato in concomitanza col mito Maradona, e poi dopo c'è stata un'esplosione di gioia pazzesca, ma ripeto, io come tutti noi eravamo spremuti come il mondo, ce la facevamo più, eravamo arrivati proprio al limite perché era tutto molto intenso, tutto molto tosto. Grazie a voi per questa prima parte del nostro programma. Morru fa assinatari klami l-intervista ma' Antonio Caranante u Alessandro Renica tkompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Eabet.com, l-sports kollu, il-ħin kollu. Premier League Malti. Premier League Ingliż. Serie A Taljan. L-sports kollu, il-ħin kollu. Eabet.com, idħol magħna issa. Welcome bonus ta' €30. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Always play responsibly. Iż-żmien tant mistenni mid-dilettanti tal-Formula 1 reġa' magħna. Game Breaker bi pjaċir jixtieq iħabbar li qed jaċċetta ordnijiet tal-logħba F1 2022 għal PlayStation 4, PlayStation 5 u Xbox għal prezz ta' €65. Għalhekk approfittaw minn dan iċ-ċans tieħdu l-post ta' Sir Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc jew Lando Norris fost l-oħrajn biex tsuqu l-karozzi tat-tim favorit tagħkom fuq it-tracker kollha tal-kampjonat ta' din is-sena fuq l-unika logħba uffiċjali ta' dan l-isport, F1 2022. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura b'tieni parti tal-programm l-intervista l-produzzjoni ta' diskussjoni sportiva li
Aħna tal-Kamra Sportiva ntellaw fejn il-lejla għandna programm speċjali flimkien mal-ex players ta' Napoli, Antonio Caranante u Alessandro Renica. Neħdu nerġgħu l-okkażjoni biex nirringrazzjaw sew il-Napoli Club Malta li invitawna l-okkażjoni biex niltaqgħu ma' dawn iż-żewġ personaġġi kif ukoll ma' Ejabet li għadha oħra ospitawna fl-studios tagħhom biex intellaw dan il-programm. Infakrukom li dan il-programm huwa rekordjat biss. Minkejja dan, intom xorta waħda tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni li għandna marbuta posta ma' din ix-xandira. Qabel ma nkomplu mal-mistednin speċjali tagħna, issejjaw ħallef flimkien naraw l-iskeda li Wayne Mikallef ippreparana fuq Alessandro Renica biex imbagħad inkomplu diskussjoni tagħna minn hemmhekk. Il-difensur Alessandro Renica twilet fil-15 ta' Settembru 1962. Renica iddebutta fis-Serje A nhar 19 ta' Diċembru 1982 fir-rebħa ta' 1-0 miksuba minn Sampdoria kontra Cagliari. Il-karriera ta' Renica bdiet ma' Lanerossi Vicenza l-1979 fejn huwa għamel 3 snin. Fl-istaġun 1982-83 u inaqqad ma' Sampdoria fejn għamel 3 staġuni oħra ġewwa Ġenova. Fl-1985 Alessandro Renica iffirma ma' Napoli u għamel 3 staġuni mat-tim tal-President Fellaino. L-aħħar sentejn tal-karriera tiegħu l-1991-92 u 1992-93 Renica għamilhom mat-tim tal-Verona. Renica lagħab 231 logħba fis-Serje A fejn skorja 16 gowl. Alessandro Renica rebaħ diversi onuri ma' Napoli li jinkludu darbtejn is-Serje A fl-1986-87 u fl-1989-90, Coppa Italia fl-1986-87, Tazza UEFA fl-1988-89 u Supercoppa Italjana fl-1990. Renica rebaħ ukoll Coppa Italia ma' Sampdoria fl-1984-85 u Coppa Italia tal-klabs tas-Serje C ma' Lanerossi Vicenza fl-1981-82. Alessandro, toglimi una curiosità per favore. Prima di approdare al Napoli, tu hai giocato per 3 anni nella Sampdoria, dove si stava costruendo una squadra che era destinata a fare grandi cose. Allora, pensavi che la Samp poteva in un futuro prossimo andare molto lontano? Sì, perché premesso che poi io ho fatto quei 3 anni con una vittoria, la prima vittoria storica della Coppa Italia. Esatto. Un grande traguardo anche lì, una grande emozione. E dopo fortunatamente, senza offesa per i sampdoriani, sono andato al Napoli. Premesso questo, sì, perché Mantovani, presidente di allora, che era una persona anche con molte possibilità economiche, aveva un progetto molto intelligente, che era quello di comprare i giovani più interessanti, tant'è che quell'anno lì arriva io, arrivo Mancini, l'attuale CT internazionale, arrivò Vialli, arrivò Bjerkwood, e quindi l'idea era giusta, quella di prendere i giovani e poi inserire quelle 2 o 3 tra virgolette chiocce, quelli che fanno che coprono, che fanno crescere i pulcini, giocatori di grande qualità dall'Inghilterra, il cui nome sono famosissimo, uno era Trevor Francis, centravanti della nazionale fortissimo, e l'altro era Cansunes, che è un giocatore straordinario. E prima c'era Liam Brady, altro grande giocatore, grande giocatore che è stato anche mio amico, è stata la mia fortuna perché lui ha spinto molto affinché io giocassi, perché mi vedeva bene, quindi la linea era giusta, intelligente, e alla fine anche loro, un po' più tardi poi del Napoli, perché fortunatamente poi il ciclo l'abbiamo aperto noi giù a Napoli e non loro, alla fine anche loro hanno vinto il loro campionato. Lei ha fatto una referenza ad uno di questi giocatori in Gran. Dato che qui a Malta abbiamo anche tanti tifosi del Liverpool, nella tua ultima stagione a Genova, quando tu giocavi nella Sampdoria,
Tu hai giocato con lui, che veniva alla Samp da capitano del Liverpool, che era la campione d'Europa. Pensi che lo scozzese era il centrocampista più forte con cui tu hai giocato nella tua carriera? Sì, per allora sì, era un centrocampista straordinario con caratteristiche diverse poi da Brady, perché lui era un centrocampista che legava il gioco un pelo più basso, no? Brady era più trequartista e quindi devo dire che in quel periodo lì, a parte che aveva un carisma pazzesco perché poi aveva i suoi trofei che parlavano per lui, no? E per noi vedere che nessuno era qualcosa di straordinario, ma poi è una persona fantastica, persona umile, disponibile, ma i campioni, bene o male, hanno sempre queste caratteristiche qua, di essere molto disponibili e di essere molto umili. Quindi devo dire che è un ricordo fantastico, che siamo diventati amici subito e che lo ricordo con grande affetto. E quindi era poi un grande campione perché in campo ci ha permesso, come dicevo prima, di inviare una chioccia e ci ha fatto crescere un po' a tutti, no? Cioè, con le sue... insieme anche a Trevor Francis, altro giocatore straordinario. Infatti in Inghilterra Francis era anche il primo giocatore che ha speso un milione per il suo trasferimento. Però dobbiamo anche proseguire, Antonio. In quel Napoli dell'86-87 c'eravate tu, Bruscolotti, Ciro Ferrara e Ciro Muro, che praticamente eravate i giocatori locali, napoletani della squadra. Per voi quattro, cosa voleva dire vincere l'accoppiata scudetto e Coppa Italia con la maglia della vostra città? Forse avevamo anche qualcuno in più, un po' di più di napoletani, anche forse campani, perché qualcuno veniva da Salerno, da Serpa, e per un napoletano è tanto. Io penso che comunque per noi napoletani giocare già con una squadra maglia azzurra napoletana è il top che ci possa stare. Poi addirittura giochi con Maradona e anche la cosa di vincere, quindi non possiamo chiedere di più alla vita della nostra professione. Ho un'altra domanda per te, Antonio. Nel proseguo della tua carriera tu hai giocato in quel Piacenza che poi ha debuttato in Serie A nel 1993-94. Che ci puoi dire dell'atmosfera e delle aspettative che c'erano a Piacenza in quei tempi e come li compari con le tue altre esperienze provinciali che avevi in A con il Lecce e l'Ascoli? Piacenza sì, è stato un'età abbastanza grande perché io poi ho avuto un altro infortunio, il numero 2, uno era l'anno dello scudetto, poi andando al Lecce anche lì ho avuto un altro infortunio e mi ricordo che cominciai già a avere problemi ad essere acquistato perché quando ho avuto infortunio del genere non riuscii ad andare a Verona dove loro dissero che avevo due incidenti, non mi vollero, e poi andare a Piacenza dove c'era fortunatamente De Vitis, che è il mio amico, che di spiegare la situazione accettava un contratto anche con una clausola che se avevo problemi ai ginocchi si faceva il contratto si poteva rescindere. Fortunatamente noi siamo andati là perché lui la società mi voleva, mi ricordo che con due incidenti non voleva nessuno, e abbiamo vinto il campionato e iniziato un nuovo ciclo dove abbiamo vinto un campionato di Piacenza, è stato in Serie A e lì è stata veramente un'altra impresa dove per me Piacenza, che è una provincia che non ha mai visto la Serie A, siamo entrati anche lì un po' nella storia. E se non sono sbagliato, io ricordo che la Piacenza era l'unica squadra in Serie A che aveva solo giocatori italiani. Sì, avevamo Marchetti e Presidente che loro volevano solo giocatori italiani, non abbiamo preso lo straniero. Quindi è stata un'impresa ancora più importante a riuscire a vincere un campionato, a portare per in Serie A. E da lì, da 4.000-5.000 si riuscì a fare 30.000 aspetto la Piacenza che non si vedranno più secondo me. Per chiudere questa trasmissione ci potete dare un ultimo messaggio non solo ai tifosi napoletani che si stanno seguendo stasera, ma anche a tutti i tifosi della Serie A che sono sintonizzati con noi adesso, per favore.
Devo dire che la prima volta che visito questa isola sono rimasto incredibilmente stupefatto dalla passione che c'è per il calcio in questa isola. Qualsiasi bar, ristorante, tutti trasmettono partite, tutti appassionatamente a vedere il calcio non solo della Serie A, ma anche ho visto della Premier League, ho visto partite tedesche, ho visto il mondo praticamente, francesi, ho visto il mondo in questa isola ed è pazzesco ed è molto bello, è anche un messaggio bello, no? Dico che ormai ci siamo uniti, siamo tutti, ci sono tutte persone di tutte le nazionalità, no? Quindi, e vedere che il calcio unisce così tanto, fa battere così tanto i cuori e il sangue delle persone, che dire, capisco, perché per me il calcio è stata la mia vita e quindi vivo ancora adesso in modo intenso il calcio, perché non potrei mai rinunciarci, cioè per me è come fosse la mia sostanza che mi dà vitalità e quindi mi sono trovato benissimo, perché in ogni angolo di questa isola puoi parlare di calcio 360, no? Quindi grazie e speriamo di rivederci. Certamente, sarebbe un piacere. Antonio? Alessandro in questo percorso mi dice sempre quanti napoletani, quanti italiani, no? Nel senso che si girava e io mi sento su quest'isola, devo dire la verità, quasi a casa mia, come c'è un po' veramente d'altronde siamo vicini, vedere siamo proprio vicini. E quindi siccome Alessandro sta comprando casa a Napoli, sta pensando di comprarsela qua. visto che lui a Verona fa caldo, non ce la fa, lui va in vacanza in Sardegna, durante l'inverno o viene qua o viene a Napoli. Quindi Alessandro è diventato già un cittadino maltese, spero che quando lo chiamo mi ospita, che vengo qui a stare un po' con lui. Però dobbiamo aggiungere una cosa, che noi abbiamo avuto in questi giorni una guida fantastica che si chiama Alex, che è qui con noi. Che non ce ne sopporta più. Non ci sopporta più, ma ha avuto una pazienza, ma dobbiamo No, solo io ringraziarlo. penso che Alex stasera ci lascerà, di la basta, tornate a casa. C'è un aereo, ho trovato un aereo. E quindi ne approfittiamo anche per ringraziarlo. No, ringraziamo Ale, ma noi comunque stiamo cercando Ale ci sta prendendo vari incontri in tutte le cose dove noi non gli diciamo di no su niente perché se lo merita, e quindi fino a giovedì saremo a sua disposizione per accontentare tutta la popolazione di Malta che ci vuole ricevere, e noi ci fa enormemente piacere, e poi giovedì lo salutiamo, spero che lui dirà bene o male sta andati via. Infatti Alex huwa wkoll il-koordinatur ta' din iż-żjara fisem il-klabb lokali ta' Napoli li qegħdin ukoll jiċċelebraw 30 sena mill-fondazzjoni tagħhom. Nirringrazzjawhom mill-ġdid talli wkoll tawna l-opportunità biex niltaqgħu ma' Antonio Caranante u Alessandro Renica. Antonio, Alessandro, grazie per questa intervista. È stato un piacere ed un onore avervi qui da noi e speriamo che il proseguo della vostra visita a Malta sarà altrettanto positiva. Barra minn hekk ukoll nixtieq li ngħid grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom u Game Breaker tal-appoġġ kontinwu li jagħtu lil dan il-programm kif ukoll il-Ejabet illi silfuna l-uffiċċji tagħhom biex intellaw dina l-intervista. Jekk il-ħattu l-programm issa tinkwetaw xejn. Mela uftit tal-ħiniema dan il-programm speċjali se jritla fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna tal-YouTube, għal daqstant tinsewx tinkitbu hemm biex ma titilfu xejn mill-programmi tal-intervista u kontenut ieħor li aħna ntellhom minn ħin għal ieħor. L-intervista tirritorna nhar il-ħamis li ġej fil-ħin tas-soltu, jiġifieri fid-9. Fejn din id-darba se jkollna xandira diretta mill-studios proprji tagħna fejn se niddiskutu l-kampjonat Taljan li jintemm nhar il-ħadd u li jintrabaħ mit-tim ta' Milan. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis li ġej fid-9, jiena Antonello Avera. Imma nixtieq nagħtukom il-kumplament tal-lejl tajjeb u nirringrazzjawkom tal-li lejla kontu magħna dan il-programm speċjali. Saħħit, uħdu ħsieb.
L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Ejja Bet u Game Breaker.